Gli angeli del fango partiti dal Veneto. L'Emilia-Romagna alluvionata ha bisogno di aiuto, il vicentino risponde in maniera concreta e operosa. La Regione Veneto ha attivato dall'inizio dell'emergenza 572 volontari per un totale di 2000 ore di lavoro al giorno. Di questi il 25,6% sono volontari vicentini, in tutto 147, i più numerosi. Tra loro anche Marco Santa Caterina, 24enne di Marano Vicentino, che per partire in soccorso delle popolazioni travolte dal fango e dall'acqua ha perso il suo lavoro. Tante le immagini impresse nella sua mente. Ho tante cose impresse nella mente e penso che mai le dimenticherò. Le più significative sono gli album fotografici, le diapositive tra il fango, quindi i ricordi di famiglia. È lì che ho capito veramente che era il posto giusto dove stare, aiutare gli altri a almeno avere un nuovo inizio. Il suo gesto, generoso e spontaneo, ha fatto il giro di tutta Italia. Dalla sua solidarietà verso chi aveva bisogno è nata una nuova solidarietà, questa volta verso di lui, per cui molti si sono prodigati per offrirgli un nuovo posto di lavoro. Ma quella di Marco è solo una delle tante storie di volontari vicentini partiti per l'Emilia-Romagna e che hanno dato immediatamente la loro disponibilità, mettendo a disposizione attrezzature preziose per gli interventi di soccorso necessari. Mi hanno ricordato il 2010, l'alluvione a Vicenza, e all'epoca ero piccolo e non capivo la gravità della situazione, ma ora che ho 24 anni ho visto con i miei occhi e ho sentita come se fosse successa di nuovo a Vicenza, e questa è stata una chiamata al dovere per me. L'alluvione del 2010 ha lasciato una cicatrice profonda che i veneti non dimenticano. Furono coinvolte 500.000 persone in 262 comuni con 140 km quadrati allagati. La zona più colpita fu il Vicentino, con il 20% della città che fu invasa dall'acqua del Bacchiglione e del Retrone. Ecco perché i veneti, i vicentini, sanno bene cosa voglia dire essere colpiti da un'alluvione. C'è la sensibilità, ma anche la preparazione per affrontare i danni di un'esondazione. E c'è la voglia, la solidarietà per aiutare chi ha bisogno. Vicenza non dimentica, e l'Emilia-Romagna nemmeno. Ogni persona che trovavo era felice di vedere un vicentino, uno dei tanti vicentini che ha aiutato, e niente, tutto questo affetto lo porterò sempre con me.